Di viabilità. Abbiamo parlato molto in questi giorni di Pedemontana, spazio ora ad una nuova arteria, che una vecchia conoscenza, la Valsugana, importante per il nostro territorio. Sono entrambe opere fondamentali, sia la Valdastico sia la Valsugana, per collegare quest'opera sulla 22 e sul Brennero. Perché per noi Valdastico Nord e Valsugana sono opere gemelle e una non è lì dell'altra, nel senso una non elimina l'altra. A pochi giorni dalla posa della prima pietra della Pedemontana torna sotto i riflettori la questione viabilità. Questa volta a finire al centro del dibattito è la Valsugana, altra infrastruttura la cui costruzione coinvolgerà sempre il nostro territorio. E dopo le voci che annunciavano la possibilità, o quantomeno la richiesta, di evitare la costruzione della nuova Valsugana privilegiando invece solo la Valdastico per i collegamenti a nord, è direttamente dalla regione che arriva ogni smentita. Entrambe le infrastrutture si faranno, dicono, perché una non esclude l'altra. La Regione del Veneto ufficialmente e formalmente in tutti i suoi atti ha sostenuto, sostiene e sosterrà sia la Valsugana che il prolungamento verso nord della Valdastico. Le rassicurazioni ci sono dunque, resta ora da far luce in merito al tracciato e alle tempistiche di realizzazione delle nuove